mano indenne a questa sacra reliquia, le mie labbra rosse, come due timidi pellegrini, cercheranno di rendere morbido l'aspro contatto con un tenero bacio. Mio buon pellegrino, voi fate un grave torto alla vostra mano, perché non ha fatto altro che dimostrare un'umile devozione. Anche i santi hanno le mani e le mani dei pellegrini le toccano, palma contro palma. E infatti è questo il bacio sacro dei palmieri. Ma i santi e i palmieri non hanno labbra. Sì, mio buon pellegrino, labbra che servono per la preghiera. Oh, allora, dolce santa, lascia che le tue mani facciano come le tue labbra. Esse pregano, tu esaudiscile, in modo che la fede non si muti in disperazione. Ma i santi non si muovono, eppure esaudiscono coloro che li pregano. E allora non muoverti, così la mia preghiera verrà esaudita. Ecco, le tue labbra hanno tolto il peccato dalle mie. Allora le mie labbra portano il peccato che hanno tolto. Il peccato delle mie labbra? Ridammelo subito. Giulietta, dove sei? Tua madre deve dirti una cosa. Chi è sua madre? No, per dirci giovanotto, è la padrona di casa. È una brava signora, nobile, accorta e virtuosa. Io ho allattato sua figlia, quella con la quale tu stavi parlando a quattro labbra. È una Capuleti? Un caro conto da pagare. La mia vita deve tutta se stessa al mio nemico. Vaglia, chi è quel gentiluomo? Si è sposato, la mia tomba sarà forse il mio letto nuziale. Si chiama Romeo ed è un Montecchi, l'unico figlio del tuo grande nemico. Il mio unico amore è nato dal mio unico odio. Sconosciuto, troppo presto visto e troppo tardi conosciuto. La sovrumana forza d'amore. Cosa stai dicendo? Ma niente, sono solo alcuni versi che ho imparato da uno che parlava con me. Andiamo a dormire che è tardi. Andiamo. Grazie. La prima scena del Giulietta Romeo Real Life, l'incontro tra Giulietta e Romeo all'interno della festa Capuleti, che quest'anno abbiamo fatto diventare questa splendida corte Sgarzaria alla quale siamo tanto legati. Ringraziamo naturalmente l'Osteria Sgarzaria che ci ha concesso di occupare lo spazio. Il Real Life sono 5 giorni di Giulietta Romeo, all'interno dei quali noi ci muoveremo negli orari previsti da Shakespeare, quindi per chi ha voglia e piacere, domani mattina alle 8:30 ci sarà la scena del balcone, e a seguire alla casa di Giulietta, e a seguire invece alla chiesa di San Pietro, quella che adesso viene chiamata chiesa di Sant'Anastasia, l'incontro tra frate Lorenzo e Romeo. In ogni caso, casashakespeare.it, ci sono tutte le informazioni. Terza edizione, ben felici di essere partiti anche quest'anno. Grazie.